Va ora in onda Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio. Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi dedichiamo la nostra puntata all'artigianato veneto e parleremo con i leader di un'azienda che da quasi 300 anni lavora e vive il territorio delle colline del Prosecco. Sono un'azienda veneta che difende e diffonde il Made in Italy e anche il Made in Veneto. Oggi abbiamo con noi Piero Garbellotto, amministratore delegato della Garbellotto SpA, la più antica azienda leader nella produzione di botti e barix, e anche presidente dell'Imoco Voli Conegliano. Ciao Piero, piacere di incontrarti anche se virtualmente. Benvenuto al nostro programma e grazie per essere oggi qui con noi. Come va? Ciao Ernestina, sono molto contento di essere qui con te, grazie a voi dell'opportunità. Va tutto bene, qui in Italia andiamo verso l'estate, verso il verano, quindi c'è una bella aria calda e va tutto molto bene, grazie. Ecco, mi piace quello del verano, parli un po' di spagnolo anche, sì, noi qui in Argentina alla fine del mondo fa freddo, oggi fa tanto freddo. Piero, prima di iniziare così i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio AVN, Voce delle Dolomiti, ti conoscono. Puoi presentarti brevemente? Io sono Piero Garbellotto, 42 anni, porto avanti un'azienda di famiglia che produce botti a Sacile, quindi diremo tra Conegliano e Sacile, quindi ai margini della provincia di Belluno. Ho una squadra insieme a dei soci di pallavolo femminile che gioca nella Premier League italiana, nella Lega Pallavolo Serie A, e sono un Veneto doc al 100%. Ecco, hai raccontato un sacco di cose. Iniziamo un po' con la vostra azienda, che è un sinonimo di artigianalità veneta da quasi 300 anni, se non sbaglio. Varie volte premiati, i vostri prodotti arrivano nei 5 continenti. Puoi raccontarci un po' la vostra storia, come inizia, come hanno anche immagino attraversato le difficoltà che in tanti anni si sono presentati? Sì, la nostra azienda nasce nel 1775 come bottega artigianale e un mio avo la trasforma in produzione di botti di baricche, quindi da carpentiere falegname diventa un tonelero. Il lavoro progredisce per tutto l'arco dell'Ottocento, anche perché Conegliano è una zona di produzione vinicola importante, e lo è ancora oggi, e quindi diremo attraverso i secoli, di generazione in generazione, riusciamo a continuare il lavoro fino alla svolta degli ultimi anni, quando abbiamo fatto lo stabilimento nuovo, chiamandolo appunto intelligenza artigianale, in modo tale da unire le linee robotiche e le tecnologie più moderne all'artigianalità tipica del mestiere del bottaio. Difficoltà se ne sono passate diverse, perché durante la prima guerra mondiale siamo stati occupati e mio nonno ha dovuto ripartire nel 1919 al termine della guerra mondiale. Durante la seconda guerra mondiale siamo stati bombardati dagli alleati, dagli americani, e quindi la fabbrica è stata distrutta e è dovuto ripartire mio padre nel secondo dopoguerra. Noi abbiamo iniziato a costruire un nuovo stabilimento ed è arrivata la pandemia, e quindi abbiamo dovuto superare anche quel momento lì. Le difficoltà non mancano mai, però io credo che quando uno si impegna sempre al 100%, prima o poi arriva dove vuole, anche perché non può piovere per sempre, quindi prima o poi torna anche il bel tempo. È un lavoro particolare, dicevi bene, un lavoro artigianale, però è un lavoro che ci tramandiamo di padre in figlio e continuiamo a fare con grande soddisfazione. Ecco. I vostri prodotti arrivano a tutto il mondo, vero? Anche qui alla fine del mondo, per caso? Sì, noi adesso il mese di agosto saremo a Mendoza per un mese per montare una grossa bottaglia di una cantina appunto mendocina, e lavoriamo generalmente in tutto il mondo vinicolo, cioè dove si produce vino, chiaramente. Nel caso del Sud America, principalmente in Argentina e in Cile. Ecco, abbiamo un po' una notizia allora da raccontare ai nostri ascoltatori che ci seguono dall'Argentina. Si sa in quale parte di Mendoza sarà questo? Più o meno? È nella zona di Maipú, a Mendoza, alla bottega Weinert, che tra l'altro i proprietari sono stati proprio qui qualche settimana fa, e appunto costruiremo questa grossa bottaglia per loro. Ecco, complimenti, sai che c'è una grande comunità anche veneta, italiana,
tra l'altro, in tutta l'Argentina, ma anche a Mendoza, quindi penso che saranno molto contenti di sentire questa novità. Da più di 200 anni che custodite voi l'arte del bottaio, ma fate particolare attenzione anche alla continua ricerca. Avete disegnato un sistema molto originale che vi permette di impostare la tostatura del legno. Di cosa tratta e come è nata questa idea? Sì, noi collaboriamo con l'Università di Enologia di Udine, con il quale sviluppiamo, diremo, la tecnologia anche su un settore molto vecchio come il nostro. Abbiamo fatto 2 brevetti fondamentali che sono relativi alla scelta del legno e all'accessione aromatica. La botta e la barrique, la tonnelle, si utilizza per la microossigenazione, quindi per far passare microparticelle di ossigeno Mhm. al vino e soprattutto per l'accessione aromatica, perché il legno dà degli aromi importanti al vino. Questi 2 sistemi, questi 2 brevetti, queste 2 patenti ci permettono di selezionare il legno, quindi prendendo proprio il legno di rover, e selezionarlo in base alla caratteristica aromatica che ha, più dolce, più speziata, più neutra, e poi lo dobbiamo curvare a fuoco diretto, perché le botti e le barrique si curvano a fuoco diretto, quindi vengono messe proprio in piedi sul fuoco e poi si dà la caratteristica forma. Questo è un processo che viene fatto a temperatura e umidità controllata perché cambia la percezione aromatica del legno, un po' come la tostatura del caffè, per capirsi, e quindi è importante che questa cottura venga fatta a temperatura e umidità controllata. È anche, immagino una cosa abbastanza importante perché poi quel profumo, diciamo, quell'aroma ha a che vedere col prodotto finale. Lo dico perché forse i nostri ascoltatori dicono, beh, ma cos'è che cambia col profumo, con l'aroma del legno? Si cambia che il legno dà al vino il suo gusto e quindi chiaramente cambia il vino che è messo all'interno. Questo dipende se è più tostato, se è meno tostato, dal gusto che ha il legno stesso. Però i grandi i vini rossi invecchiati hanno dei caratteristici aromi di vaniglia, cuoio, cioccolato, liquirizia che sono dati dal legno e dalle sue tostature. Ecco, quindi molto importante, immagino, quel brevetto che avete disegnato insieme all'Università di Udine. Sì, 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 assolutamente sì, e ci ha permesso anche di presentarci meglio nella clientela internazionale, quindi di lavorare di più. Ecco, beh, complimenti. Piero, Grazie. la vostra azienda e la vostra storia di famiglia nasce in un territorio che oggi è patrimonio UNESCO. Cosa può raccontare ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo della città di Conegliano e delle sue colline, no? Colline del Prosecco, no? Un po' cosa hanno da offrire? Immagino che oltre alle colline c'è anche la città. Cosa possono scoprire lì? Conegliano, città d'arte e del vino, quindi è una delle capitali del vino del mondo, insieme a Montalcino, insieme a Barolo, insieme a Bordeaux, insieme a Mendoza. È una città anche d'arte, qui nasce il Cima che è un celebre pittore del 1500 di Conegliano, che ha abbellito, affrescato dalla Sala dei Battuti a delle chiese e quindi diremo dal centro storico si possono visitare questi monumenti abbelliti da questo pittore importante. C'è un centro storico molto bello, chiaramente è una città murata come erano tutte le città medievali. E poi si sale appunto fino al castello, che è in cima alla collina di Conegliano, e da lì parte la strada del Prosecco, che è la Mm. prima strada del vino al mondo, che collega appunto Conegliano a Valdobbiadene attraversando tutti i vari vigneti. E quindi ritorniamo all'arte e al vino di cui parlavamo prima. E sempre a Conegliano ha sede la più vecchia scuola enologica del mondo, che è la scuola enologica di Conegliano, che risale anche questa alla fine del 1700. Wow, anche un po' come la vostra storia, che inizia in quell'epoca, se non sbaglio. Noi siamo nati nel 1775 proprio da dove vi sto parlando, perché questa era una casa di famiglia che era diventata una bottega artigianale per la produzione di botti e di barrique. Qui dietro, se voi vedete, ci sono tutti i documenti che risalgono Wow. a 100-200 anni fa. Ecco, perché ci sta seguendo sulla radio, ci sta facendo vedere dei documenti. Immagino che c'è un rapporto allora specialissimo. Cosa prova uno ad essere in una casa che, beh, è nato tanto tempo fa che ha quella storia? Tu come lo vedi, Piero? Come lo senti? Ma come una grande fortuna sapere che io vivo su una casa che da oltre 200 anni è casa della mia famiglia. È sicuramente una grande fortuna perché io ho trovato tutto fatto e sto solo mantenendo quello che ho trovato, magari migliorando, ma e dall'altro lato è anche una grande responsabilità perché la storia non si compra, ma la storia non si vende, quindi diremo che magari trasferirmi di casa non lo vedrei una strada.
per convivere. Mi sento un po' legato, ecco, a un territorio. Eh sì, ma anche una bella storia, come dicevi tu, e forse in tanti dei nostri ascoltatori sentono quel legame perché tanti che ci sentono hanno una storia di migrazione e in tuo caso tu sei rimasto lì nel territorio, hai tanto da raccontare, ma gli ascoltatori che sentono un po' lontana quella terra, beh, a volte la guardano con un'altra prospettiva. E parlando dei nostri ascoltatori che a volte tornano, certamente, ci sono anche tanti discendenti di trevigiani che ci stanno sentendo, di sicuramente vogliono visitare il vostro territorio. Nella tua prospettiva, a tuo parere, c'è spazio per il turismo e la cultura ancora e anche dopo questo periodo, diciamo, più difficile dopo l'emergenza sanitaria? Si stanno riprendendo? Sì, stanno riprendendo perché recentemente siamo entrati a far parte del patrimonio dell'UNESCO e questo è una spinta importante per i numeri del turismo, quindi si sta riprendendo, si torna a sentire che gli stranieri arrivano anche a Conegliano per visitare appunto le zone del Prosecco e quant'altro. Ecco, e beh, parlando un po' di patrimonio UNESCO, è da relativamente poco che siete stati dichiarati patrimonio. Senza dubbio questo porta tantissima visibilità. Per la vostra azienda cosa rappresenta quella nuova visibilità? Ma noi siamo un'azienda organizzata nei mercati mondiali, quindi sicuramente ci fa piacere il riconoscimento di Conegliano, però è altrettanto vero che direttamente non ci colpisce. Però, chiaramente più nota è una località da dove veniamo, chiaramente più è facile che la gente si ricordi anche di noi, però ecco, è solo un qualcosa di indiretto e non diretto. Ecco, parlando un po' di territorio, un argomento anche che ci preoccupa tanto è l'ambiente. E siete un'azienda in una provincia, beh, in un territorio in realtà con tanta natura, dalle Dolomiti che sono vicine alla pianura. Come fate voi ad armonizzare la vostra attività, la vostra crescita economica, ma anche poi la tutela dell'ambiente? Ma noi come tonnelleria siamo un'azienda a impatto zero, nel senso che noi abbiamo i pannelli fotovoltaici che ci producono l'energia elettrica, la combustione Wow. del legno che ci produce l'energia calorifera, il caldo, il vapore e quant'altro, e lavoriamo solamente a legno vergine, quindi noi siamo un'azienda praticamente ad impatto zero. Difatti siamo certificati dall'UWEF per il legno che acquistiamo, che è un legno che è assolutamente naturale e proviene da foreste ecosostenibili, quindi non da foreste che poi vanno a disboscarsi, a morire, ma da foreste che vengono invece continuamente aggiornate. Quindi sotto questo profilo abbiamo una sensibilità importante del tema dell'ecologia, perché crediamo sia uno dei temi del futuro, anzi forse lo sono già del presente, quindi è una cosa che abbiamo sempre tenuto in grande attenzione. Chiaro che per noi che lavoriamo legno è più facile di chi lavora plastica o petrolio, questo è pacifico, però insomma la nostra parte la stiamo facendo. Ecco, parlando un po' di futuro, di presente, tornando un po' al passato, come abbiamo visto in questi 2 secoli avete fatto fronte con successo a diversi problemi. Stiamo ancora vivendo, come avevamo parlato, tempi difficili, specialmente dopo i tempi più duri della pandemia. Com'è stato per voi come famiglia, poi anche come azienda, far fronte a questa recente emergenza sanitaria? L'emergenza sanitaria, diremo, l'abbiamo superata a fatica perché specialmente il 2020, il primo anno, ha colpito prima l'Italia degli altri stati, quindi non dovevamo star chiusi a casa, non si sapeva che cos'era, che cosa non era. Chiaramente si è lavorato molto di meno e insomma, sono stati anni, è stato un anno sicuramente molto difficile, poi nel 2021 c'è stato già un certo rimbalzo dell'economia, nel 2022 le cose vanno bene, anche se adesso abbiamo il problema dei costi delle materie prime dovute anche alla vicina qui guerra tra Russia e Ucraina. E quindi diremo che ogni anno ha la sua pena e la sua difficoltà. Eh sì, speriamo bene, dai. Piero, un vostro orgoglio è il fatto che lavorano nella vostra azienda 2, forse 3 generazioni di bottai che appartengono forse alla stessa famiglia anche. Quali progetti avete in mente per il futuro, anche per tramandare le vostre conoscenze alle prossime generazioni di maestri bottai? Avete qualche cosa in mente? Sì, diciamo che avere 2 generazioni o 2 fratelli che lavorano in azienda è una cosa abbastanza frequente. Abbiamo un caso di 3 generazioni della stessa famiglia che lavorano con noi, quindi vuol dire che da quasi 100 anni questa famiglia lavora con la mia famiglia nella produzione delle botti. Noi stiamo istituendo l'Accademia del Bottaio, quindi Mm. l'escuela del tonnellero per intender, che servirà appunto a, diremo, mettere
mettere nero su bianco, mettere scritto, mettere via tutta la conoscenza che noi oggi abbiamo di questo mestiere. Parlando della scuola del tonelliero, pensate di fare anche, non so, Accademia del Botaio anche un po' all'estero o condividere in qualche modo quelle conoscenze con, siete un'azienda internazionale forse? Non so. Beh, noi la faremo internamente in azienda con un comitato direttivo che la seguirà, che sarà fatta chiaramente dal sindaco, della preside della scuola enologica, del presidente dell'associazione enologi, e partiremo così, dopo vedremo Ecco, cosa speriamo. succederà, insomma. Se i nostri ascoltatori vogliono, non so, farvi una visita, è possibile, diciamo, Sì, possono sì, noi trovarsi. noi siamo organizzati per le visite, dicevamo 800-900 visite all'anno, ma questo numero è destinato a crescere perché mm, il recente nuovo stabilimento è ben organizzato per le visite, per i tour, per i percorsi, quindi assolutamente sì, ben volentieri. Ecco, Piero, al di là di questo sei anche alla guida di una squadra di pallavolo molto importante, sei il presidente della, ma tanti scudetti, Limoco Volley, un'altra eccellenza del territorio. Immagino avete costruito una grande famiglia con la quale in penso pochi anni avete raggiunto tantissime vittorie e soddisfazioni. Siete i campioni d'Italia 2022, se non sbaglio. Quanto Certo. importante è lo sport per il territorio, visto che Conegliano è diventata praticamente quasi una capitale del volley femminile? Lo sport è importante perché quando si apre una palestra probabilmente si chiude un carcere, nel senso che nella formazione poi dei giovani è veramente importante. Noi abbiamo una squadra di Serie A che in 10 anni ha vinto 16 titoli, abbiamo vinto gli ultimi 4 scudetti, abbiamo vinto l'anno scorso la Champions League e l'anno prima il mondiale per club. Abbiamo avuto anche delle giocatrici argentine come Luisina Costa, Ecco. come Carolina Costa Grande, che ha giocato con noi 3-4 anni fa. È importante però il settore giovanile, dove noi abbiamo circa 1000 ragazze direttamente e un'altra 1000 che invece controlliamo in maniera in accordo con altri club, e da qui poi nascono tante atlete che poi un domani magari giocheranno in Serie A con noi o con altri club. Però è importante restituire qualcosa a un territorio. Il nostro è un territorio che ti permette di lavorare con tranquillità, ti permette di lavorare con serenità, è un territorio che non ha tanta delinquenza, è un territorio che è tranquillo, e quindi è giusto che non si faccia solo azienda, solo business, ma che si restituisca qualcosa anche a questo territorio. Ah, interessante. La stagione 2021-2022, perché voi avete sempre quella, entrambi, noi qui in Argentina in questo emisfero va sempre uno. Questa stagione rappresenta per voi un vero successo. Immagino che beh, il team, lo staff anche, sono tutti strafelici anche i tifosi. Si sa del ruolo educativo della pallavolo, uno dei giochi che, lo sai meglio di me, è di squadra, è più diffuso anche negli adolescenti in Italia. Quanto forte è il legame che ha la gente con, con la pallavolo lì da voi? Beh, noi prima della pandemia avevamo preso eravamo il club con più pubblico d'Europa, con oltre 100.000 presenze l'anno al nostro palazzetto. Ah, Adesso che le cose sono tornate a una specie di normalità, abbiamo tornato a riempire il nostro palazzetto, che è un palazzetto da 5.300 posti, e quindi c'è un bel legame con i tifosi, un bel legame con gli sponsor, e la squadra è molto sentita, anche perché Conegliano fa 36.000 abitanti, e quindi è una specie di paesone importante, ma permette ancora di vivere quei sogni romantici da provincia anche a livello sportivo. sono solo i più giovani ad essere entusiasti o beh, tutte le età? Ma la nostra abbonata più anziana ha 95 anni, quindi Brava! andiamo dai 0 ai 95 anni a Ma pazienza. frequenta le partite, tipo va a vederle o non tanto? O riposa? Sì, sì, no, è seduta vicino a me alle altre. No, 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 non è proprio abbonata, viene tutte le domeniche a vedere la partita. Ma stupendo. Beh, poi come prosegue un po' la vostra stagione? Quali sono le prossime sfide che le bravissime Pantere dovranno affrontare? O sta già Ma finendo? adesso abbiamo finito le ultime competizioni, che abbiamo vinto lo scudetto 2 settimane fa. Siamo arrivati secondi in Europa perdendo la finale di Champions League la settimana scorsa. Adesso le atlete sono impegnate con le varie nazionali, quindi nazionale italiana, piuttosto nazionale americana, dipende da dove arrivano, e poi ritorneranno a Conegliano a metà di agosto, quando iniziamo la preparazione atletica
per poi ricominciare il campionato a fine di ottobre. Ecco, beh, è un vostro sogno che avete, sia te Piero, in persona, azienda, un po' anche quel territorio? Qualcosa che ti piacerebbe vedere, non so, realizzata? Noi dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita. Tra 3 anni festeggeremo i 250 anni di storia. Io spero Ah, per quella data lì di aver completato l'ampliamento dello stabilimento e di andare avanti, insomma. ecco, speriamo bene, dai. Che ne pensi se forse facciamo una prossima intervista di come stanno andando questi lavori? Che ne pensi? Ma volentieri ci sentiamo presto, magari anche quando ripartirà il campionato, così ci salutiamo anche con qualche atleta. Ecco, sarebbe stupendo. Beh, Piero, veramente è stato un piacere. Grazie mille per essere oggi qui con noi. Prima di salutarti, vuoi inviare un saluto messaggio per i nostri bellunesi, trevisani e veneti nel mondo che ci stanno sentendo? Un saluto a tutti quanti, è stato un piacere e un onore essere qui con voi oggi e un grandissimo saluto a tutti i veneti, perché si può essere in Argentina, in Cile, in America, in Giappone, ma si è sempre veneti e veneti resteremo. Ecco, un saluto in veneto o in dialetto che vuoi dedicare o una frase? Come dice il nostro governatore, la terra di casa non si smentirà mai, quindi saluto tutti quanti nella speranza che potete presto tornare e venire a vederci. Ecco, anche noi lo speriamo. Beh, io, Piero, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e la tua Grazie a voi. disponibilità. Complimenti ancora per il lavoro che fate, che state facendo. Io ti saluto. A presto, buon lavoro. Ecco, Ci sentiamo. intanto ti dico a te, Piero, se per caso vuoi rivedere le nostre puntate, anche questa, e lo dico ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo, lo possono cercare nel sito web di Bellunesi nel Mondo e anche le nostre reti sociali, le mie personali, su Facebook, Instagram e sul mio canale YouTube Migranti TV. Io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici, e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia. Avete ascoltato Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio.